Radio Libertà, oltre la pagina. Questa meravigliosa sigla è mia da 2 o 3 anni. Qualche pezzo grosso me l'ha rubata, comunque in realtà di un Miyake, un giapponese, compositore di bossa nova, fantastico. Allora andiamo invece subito con qui Parlamento a parlare di un tema che sta facendo dibattere parecchio, il DDL sicurezza. Allora, intanto saluto e do il benvenuto e anche grazie alla senatrice Erika Stefani. Benvenuta ai nostri microfoni, senatrice. Sì, buongiorno, ciao a tutti, grazie veramente, grazie per questa occasione di parlare di questo tema che sta sollevando un po' di critiche da parte di chi proprio non ha capito forse gli obiettivi e il contenuto anche della norma. Ecco, infatti io sono andato un po' a ricostruire, perché fino adesso, devo essere sincero, è arrivata informazione soprattutto dall'opposizione. Poi sono andato a mettere insieme e ho visto provvedimenti che, francamente, io ho una certa età, per esempio, l'inasprimento delle truffe agli anziani, io sono di parte, senatrice, lei lo sa, però come prossimo anziano dico bravo al governo. Poi la tutela degli agenti, anche con la body cam, eccetera. Poi contro le occupazioni abusive. Quante volte abbiamo sentito di anziani che sono andati a fare delle visite mediche e si sono trovati la casa occupata? Cioè, mi sembra che gli aspetti che secondo me, anche dal punto di vista popolare, possono essere veramente molto condivisi, in queste settimane erano finiti un po' a latere e infatti sono contento di avere lei e le do subito la parola per parlarcene. Sì, ora è chiaro che questa è una norma molto incisiva, questo è un disegno di legge che tratta di vari temi, vengono messi anche tutti insieme e danno comunque una chiara visione di quella che è l'impostazione del governo sulle varie tematiche. Ora, noi abbiamo avuto un mandato da parte dei nostri elettori, degli elettori del centrodestra, chiaramente verso un'ottica anche di particolare rigore. Ora, sembra un po' scontato, no? La classica, non so, la conversazione, no? che ci può essere, no? Fra le persone, che si dice: ma come mai succedono questi fatti, nessuno fa mai niente, nessuno prende mai coraggio. Ecco, qui il governo ha avuto un particolare coraggio perché chiaramente ci sono delle norme, ripeto, molto incisive, ma che danno proprio, voglio dire, un taglio nei confronti di coloro che magari vogliono delinquere o truffare o utilizzare quegli spazi stranissimi del nostro ordinamento, quegli spazi che ti permettono quasi di fare indisturbato ed impunito. Ed è per questa ragione appunto che abbiamo inserito questo. Adesso, quello che avete appena menzionato, tra l'altro, sono dei temi che erano dei disegni di legge proprio della Lega, alcuni altri al Senato erano stati presentati anche con la mia prima firma. Ma in primis la questione delle persone anziane. È vero, oggi ci sono delle aggravanti per la minorata difesa e quant'altro, però non andavano proprio a creare un panorama più determinato. E queste truffe che si vedono purtroppo ancora oggi perpetrare, no, a carico dei nostri magari nonni, dei nostri genitori, si trovano ad essere, non dico poco punite, ma ad essere sempre in quell'area tristissima, no? Dove pare che la giustizia italiana non intervenga mai e che sembra che sia quasi, non dico il paese dei bengodi, no? Per coloro che vogliono commettere queste piccole, spiacevoli, fastidiosi fattispecie di reato. Ma l'occupazione ad esempio dell'immobile, ma perché? Perché fa così? Perché dà così fastidio? Anche l'occupazione di immobile, anche questo è un disegno di legge, tra l'altro anche proprio della Lega, che è rientrato all'interno di questa norma. Ma perché? Perché molto spesso l'occupazione fa parte di un certo tipo di movimento, cioè ricordiamo alcuni enti, alcuni movimenti. Oppure parliamo di tutte le norme che riguardano le manifestazioni. Premesso che è un diritto manifestare, è un diritto poter esprimere il proprio disappunto nei confronti di varie tematiche, anche attraverso
la manifestazione. Ne abbiamo fatte tante anche noi come partito, cioè perché si ricordano benissimo in alcuni momenti dove anche la manifestazione è stata incisiva, ma nel momento in cui provoca un danneggiamento in occasione della manifestazione oppure crei l'interruzione di un pubblico servizio, oggi c'è già la fattispecie, ma vi era un'ipotesi che restava vuota di pena rigorosa. Era un illecito amministrativo, per esempio, ostruire con il proprio corpo, per esempio, il traffico. Non vedete ad esempio degli esempi, sai, delle manifestazioni, dove effettivamente non avevi più nemmeno uno strumento per poter ripristinare la situazione, no? Ecco, è stato previsto come ipotesi di reato questo caso, dove con il proprio corpo, no, impedisci un servizio. Poi vi sono anche tantissime altre norme che ad esempio più di una volta erano state anche sollevate. Ora ci sono già stati dei provvedimenti che hanno previsto anche nel caso anche di manifestazioni oppure i DASPO urbani e quant'altro, ma restava un altro elemento sospeso. Quante volte ci siamo trovati a parlare fra di noi dicendo: ma com'è possibile che oggi un ufficiale, un agente, no, di polizia che agisce anche nell'occasione di una manifestazione può essere oggetto anche di particolari attacchi? In altri ordinamenti è sacra la divisa, ma non perché noi si pensa di dover difendere la divisa fine a se stessa, ma perché la divisa porta in sé il valore di una istituzione. Nel momento in cui deve intervenire la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico, in occasione di vari eventi, non possiamo noi pensare di poter oltraggiare e ledere un agente delle forze dell'ordine, perché questo fa andare nel nulla anche la loro azione. Noi vogliamo si rifugge dall'idea che un agente della polizia giudiziaria, della pubblica sicurezza utilizzi le armi, mai deve essere, ma se la divisa porta il ripristino dell'ordine, della legalità, è chiaro che tu devi rispettare quella divisa e quindi tu non la devi, virgolette, toccare, no? Quindi la violenza, la minaccia, la resistenza pubblico ufficiale, se commessa in occasione ad esempio di alcuni eventi, in questo provvedimento insomma si prevede un inasprimento. Poi vi sono veramente ad esempio deturpamento, imbrattamento, sono quelle situazioni che si vengono a creare, no? È giusto, è corretto che siano date delle giuste regole. Parimenti anche nel caso delle rivolte all'interno degli istituti penitenziari è previsto adesso non c'era il delitto di rivolta all'interno dell'istituto penitenziario, perché giusta che ci sia magari la manifestazione, giusta che vi sia l'espressione del proprio disagio, perché anche all'interno di una galera non sono soppressi i diritti civili, anzi devono essere particolarmente tutelati, ma la protesta violenta che viene fatta ad esempio all'interno di un centro di trattenimento e accoglienza, questo non è esprimere un diritto, ma questo è utilizzare e sfruttare una forza, un movimento proprio per creare proprio disagio e disordine. Poi ve ne sono veramente anche norme anche molto importanti, visto che si parla di istituti penitenziari, sono stati estesi anche i benefici per le aziende anche private che impiegano i detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari, la possibilità di assumere anche in apprendistato i condannati ammessi alle misure alternative. Questo significa vera rieducazione, perché il lavoro è uno dei migliori modi per la rieducazione di un condannato. Senatrice, mi preme, ci sono due punti controversi che volevo chiedere con lei. Mi faccia fare un piccolo episodio anche biografico. Vanto dei segretari leghisti che dopo la manifestazione della Lega, perché qualcuno dice ma anche la Lega protestava, sì. Io 5 dicembre 1999 a Roma, io c'ero, ho visto con i miei occhi, c'erano in metropolitana
qualcuno più giovane aveva attaccato gli adesivi della Lega e c'era quelli più anziani che andavano a toglierli per non imbrattare, ed eravamo andati a protestare contro Roma, cioè non era una protesta di quelle leggere, per far capire lo spirito che ha sempre avuto la Lega. Allora, la cannabis, qualcuno ha detto che si va a danneggiare la filiera, ma io ho letto che sono andato a vedere, non viene proibita la produzione, viene proibito l'uso ricreativo, che sono due cose diverse. E poi c'è anche il divieto della SIM per gli immigrati. Qualcuno ci ha marciato sopra, e ho letto che questa richiesta nasce dagli investigatori che hanno spiegato che è molto difficile eseguire delle intercettazioni nei casi di immigrati irregolari o detenuti nei CIE che appunto usano le SIM italiane, ed è difficile rintracciarli. Quindi c'era un perché e qualcuno ha fatto, insomma, l'accusa di fascismo sempre dietro l'angolo, ma queste due iniziative in realtà hanno dei motivi. Tra l'altro mi faccia dire che se un governo di centrodestra permette l'uso ricreativo della cannabis, non credo che gli elettori io ho i miei pensieri, per carità, ma non credo che gli elettori di centrodestra votino i politici di centrodestra per lo spinello libero, sarebbe un assurdo. E quindi mi sembra che questo provvedimento, che va a, diciamo, proibire l'uso ricreativo ma non la produzione, sia in linea con quello che è anche un programma politico. Sì, è chiaro, e allora è sempre un'eterna questione riguardante la cannabis. È chiaro che, cioè, io vengo dal Veneto, ricordo anche racconti anche di produzioni, no, di canapa proprio per utilizzare il lavorato. Fra la coltivazione della canapa e l'utilizzo delle resine estratte o l'uso delle infiorescenze, è chiaro che sono due produzioni diverse, una illegale e una legale. Occorre però soffermarsi proprio sul dettato della norma. È troppo facile strumentalizzare norme dove c'è scritto semplicemente cannabis. Ora, cannabis significa allora fumo libero, non fumo libero, produzione libera, non produzione libera. È molto più complesso. In realtà si è cercato di trovare, e non sono facili, equilibri proprio per la produzione di un prodotto che ha un suo mercato all'interno di quello legale, e l'utilizzo ovviamente a scopo ludico ricreativo del resto, a prescindere di quello che può essere il pensiero sul tema. Sulle SIM invece è una norma molto molto complicata, molto difficile. Io oggi ho l'incarico di relatore, no, del provvedimento, quindi io dovrò relazionare insieme con il senatore Lisei per la prima commissione, io sono per la seconda commissione, cioè la giustizia, e relazioneremo per l'Aula. Abbiamo insomma un compito di fare anche un po' una sintesi, no? Ci sono già molte richieste di incontro, di audizione sui temi proprio riguardanti le SIM, perché è ovvio che si sta trattando anche di un mercato molto importante. È un mercato importante che però non deve andare nell'ottica della totale deregolamentazione. E la possibilità oggi di acquistare online delle SIM anonime senza fornire documenti di identità. Questo cosa significa? Significa l'anonimato, la possibilità di per esempio banalmente faccio un esempio anche di questioni che avevo già trattato anche come professionista, come avvocato, perché per i miei assistiti. È chiaro che se tu hai una SIM senza essere collegata a un nome, la puoi utilizzare per scambi e traffici vari, perché non hai la possibilità di essere rintracciato tu, e questo significa alimentare anche quell'ambiente suburbano, quell'ambiente deregolamentato che emana dal cielo per la criminalità. Io penso che questa è una norma molto severa. Allora, stiamo parlando di tutte le norme in questo decreto sicurezza, sono delle norme molto, ma molto severe, ma penso che sia quello ed è la risposta che vuole dare al governo
a chi ha fatto una richiesta ben espressa nel momento dell'esercizio del voto e di chiedere proprio questo in un'Italia che ha bisogno di promozione, ma ha bisogno anche di regole. Allora, abbiamo esaurito il tempo. Io ringrazio la senatrice Erika Stefani veramente per la chiarezza. Grazie davvero, perché è stata chiarissima su un tema che è stato strumentalizzato parecchio in questi giorni in un certo senso. Lei ha riportato la notizia a quello che è. E poi la ringrazio perché so che lei aveva anche altri impegni, quindi ha dedicato il suo tempo ai nostri ascoltatori e le sono particolarmente grato anche per questo. No, grazie a voi per dare anche voce a chi vuole anche spiegare quello che realmente accade. Invito sempre tutti gli ascoltatori, non soffermatevi sicuramente non sui social, a quello che è il banner di un social, approfondite le notizie. Nel momento in cui le approfondite c'è la possibilità veramente di esprimere un giudizio critico misurato. Grazie. Grazie a voi. I ride through the city backsides. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. I am the passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's rip-back sky. And everything looks good tonight. I sing la 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 la. La 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 la. La 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 la. Get into the car. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. The stars made for us tonight. Oh, the passenger, how it rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees the side and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Sing la 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, the passenger, he rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his.
He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. We're singing la 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 la. La 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 la. La 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 la. We're singing la 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 la. La 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 la. Rientriamo in oltre la pagina, Radio Libertà, e tra pochi istanti avremo ai nostri microfoni Nathan Greppi, saggista, giornalista. Parleremo delle Filippine e del rapporto delle Filippine con Israele. Filippine, insieme a Timor-Est, l'unico paese cattolico del sud-est asiatico, non mi ricordo più 120 milioni di abitanti, adesso non mi ricordo, e già dalla fine degli anni 30 ha stabilito un rapporto con Israele molto molto buono, tant'è che accolsero 1300 rifugiati ebrei alla fine degli anni 30 alle Filippine, quindi, ed è un rapporto che è molto forte. Anche l'attuale presidente Ferdinand Marcos Jr. è stato uno dei non tanti che si è espresso senza se e senza ma contro gli atti di Hamas. E prima di parlare di questo parleremo anche dell'attualità proprio con Nathan Greppi, che abbiamo al telefono, che saluto e che ringrazio. Benvenuto Nathan. Ciao Pierluigi, grazie dell'invito. Nathan, prima di parlare, è correlato l'argomento, permettimi di chiederti innanzitutto che clima sta attraversando il mondo ebraico italiano dopo gli attacchi dell'Iran a Israele, e poi anche domani, nonostante il divieto delle questura, i Propal manifesteranno a Roma. E cosa celebreranno? Celebreranno il 7 ottobre. Io, se non facessi questo mestiere, direi non voglio neanche parlarne. Celebrare il 7 ottobre non voglio neanche parlarne. Però invece sono pagato per parlarne, e ne approfitto di te anche per chiederti cosa provi, e anche che timori. Io so che la comunità ebraica romana è in allarme, è molto in allarme. So che a Milano sabato si sono viste scene che francamente rimandano tempi veramente bui, e anche su questo volevo, tu, anche se sei molto giovane, sei molto saggio, molto lucido, quindi mi interessava anche proprio una tua analisi di quello che sta succedendo. Allora, l'attacco iraniano a Israele, come lo possiamo valutare? Alla fine mi sembra che sia venuto fuori che il mondo arabo è tutt'altro che compatto contro Israele, e quindi potrebbe essere stato veramente un autogol quello dell'Iran. Mi sembra così in sintesi, però chiedo a te. Beh, ovviamente cominciando da quello che come sentiamo in comunità, ovviamente tutti siamo stati molto preoccupati, perché molti di noi hanno parenti o amici in Israele, e quindi eravamo tutti preoccupati per i nostri cari lì.
Poi abbiamo seguito con attenzione tutto quello che succedeva, tutte le notizie che uscivano e, che ne sono sotto gli occhi di tutti. Poi vabbè, c'è sulla questione dei paesi arabi, in effetti in realtà è già da quasi un anno ormai che è chiaro che gli accordi di Abramo reggono, che nonostante tutto quello che è successo, comunque molti paesi arabi che ci tengono a mantenere comunque l'alleanza con Israele in funzione anti-iraniana, e quindi questa magari chi magari sperava che ci fosse una sollevazione nei paesi arabi contro Israele in questi mesi ha fatto male i suoi calcoli, tanto che ho letto di recente un'analisi che spiegava che anche quando si tratta delle proteste universitarie, le proteste universitarie contro Israele su Gaza si sono viste molto di più negli atenei occidentali che negli atenei dei paesi arabi. Anche quando si sono viste nei paesi arabi erano soprattutto in università legate comunque agli Stati Uniti, tipo l'Università Americana del Cairo, l'Università Americana di Beirut. Quindi lo schieramento contro Israele da parte del mondo arabo non è più quello di una volta, ormai da un pezzo. E poi la manifestazione di domani a Roma, cosa ne pensi? Cioè, è proibita, ma hanno fatto sapere che la faranno lo stesso, almeno a quello che mi consta. Io sto seguendo anche grazie alla collega del Tempo, Francesca Musacchio, sto seguendo, l'ho sentita anche un paio di giorni fa e ci spiegava appunto come costoro se ne infischino, insomma, delle proibizioni. Ma purtroppo in Italia spesso, almeno in certi settori, ci prevale una concezione distorta della libertà di parola, per cui libertà di parola viene interpretata anche come libertà di istigare odio, violenza. Cioè, se tu guardi le nostre manifestazioni della comunità ebraica, dell'Unione Giovani Ebrei d'Italia, siamo sempre stati pacifici e rispettosi, non abbiamo mai citato violenza di alcun genere, abbiamo semplicemente chiesto, abbiamo protestato soprattutto per la liberazione degli ostaggi, e loro invece fin da quando hanno annunciato la prima volta questa manifestazione hanno detto fin dall'inizio per noi il 7 ottobre è l'inizio della rivoluzione, loro testuali parole. E abbiamo visto qualche giorno fa una manifestazione di questo piccolo movimento comunista dei CARC che mettevano i cartelloni contro i personaggi famosi che erano stati inseriti in una loro lista di proscrizione di questo nuovo partito comunista che l'erano presa persino con Liliana Segre e con tanti altri esponenti della comunità ebraica. Cioè quella, io posso dire a volte si dice che esageriamo a denunciare l'antisemitismo, che non c'entra l'antisemitismo con gli attacchi a Israele, ma quella lista è antisemita e lo è palesemente, perché io conosco almeno metà della gente, conosco personalmente almeno metà della gente che è stata inserita in quella lista di proscrizione, non li hanno inseriti semplicemente in quanto sostenitori di Israele. Molti di loro li hanno inseriti proprio in quanto ebrei e molti di loro sono anche gente moderata, che non ha mai simpatizzato né per Netanyahu né per i suoi alleati, però questi, per loro chiunque è visto come minimamente vicino a Israele da certe aree politiche, da certi movimenti politici, viene identificato come un nemico da eliminare a prescindere.
e questi ehm, sono aspetti che vanno sottolineati, perché anche forse ne abbiamo già parlato, mi sono già espresso, facciamo anche attenzione a non abituarci, sì, perché poi le cose non ci impiegano molto a marcire, a peggiorare, già non sono bene così. Allora, Aggiungo solo, invece, sì, prima di passare alle Filippine, aggiungo solo un'ultima cosa. Oggi è iniziato 2 giorni fa, oggi finisce Rosh Hashanah, che è il capodanno ebraico, ah, e sì. noi a Rosh Hashanah ogni anno ci auguriamo sempre di avere un anno dolce e felice, tanto che questa dolcezza ce l'auguriamo mangiando mele intinte nel miele, però tutti noi sentiamo comunque aver festeggiato a ridosso dell'attacco iraniano e di tanti altri eventi tutt'altro che lieti. Comunque per noi quest'anno Rosh Hashanah ha un significato un po' diverso dal solito. Mm. Sì, avevo letto, c'è un articolo di Guavolli, non mi ricordo, l'ho letto stanotte sui giornali di oggi, non mi ricordo più che ne parlava, se non sbaglio. Fatto bene, giusto. Io però me ne ero un po' scordato, chiedo scusa. E tanto le tue parole sono chiarissime sugli stati d'animo. ehm, Devo dire anche che comunque sono condivisi anche da chi non appartiene, come me, non appartiene alla comunità ebraica, e quindi chiaramente non partecipo a certi riti, però il sentimento francamente di desolazione per quello che si sta vedendo, lo sai, insomma, da parte mia, ma per fortuna siamo anche in molti, cioè, non è che tutti sono come lo chef Rubio, se posso essere un po', magari se uso un tono un po' leggero, il tema però è molto brutto e drammatico. Cioè siamo anche in tanti che siamo assolutamente, condividiamo e sosteniamo i diritti di Israele, sosteniamo la lotta al razzismo, all'antisemitismo, e credo che anche tanti ebrei non siano contenti di quello che succede con la striscia di Gaza, però ricordiamoci il 7 ottobre, cioè, se non partiamo da lì vuol dire barare. E io come essere umano, se ti dico Nathan, certe volte preferisco non pensarci, preferisco anche a rimuovere come essere umano anche gli ostaggi, quello che stanno vivendo, che hanno vissuto. Certe volte è un orrore così profondo che vigliaccamente forse, ma ognuno di noi ha i suoi problemi, i suoi grattacapi, i suoi abissi, i suoi inferni, e allora certe volte per pigrizia o per viltà cerchiamo di girare lo sguardo dall'altra parte. Non che ignori, ovviamente, anzi, queste interviste a Nathan dimostrano che la nostra radio, e se posso dire anche il sottoscritto, portiamo la massima attenzione a queste problematiche. Però Nathan, ero sceso un po' nel drammatico. Giriamo pagina. Il rapporto con le Filippine è una pagina positiva per Israele. Addirittura ho letto, Sì, no, nel tuo articolo, che c'è questa azienda che la Metro Pacific Agro Ventures, che sta creando il caseificio più grande di tutta l'Asia nelle Filippine. È israeliana questa azienda, ma i rapporti di collaborazione sono così intensi che c'è questo scambio. Adesso non è che voglio arrivare per forza di cose a Tarallucci e vino, ma parliamo anche, perché si parla spesso dei nemici di Israele, ma grazie a te adesso, grazie ai tuoi articoli, ci sono anche tanti amici di Israele, e questo secondo me è anche utile saperlo, farlo conoscere, e le Filippine sono tra questi paesi. sì, considera che giusto stamattina credo è uscito un articolo sul Foglio di Giulio Meotti, che lui spiegava che oggi metà delle esportazioni di prodotti israeliani legati al settore della difesa
è destinata ai paesi dell'Asia e del Pacifico, molto più che all'Europa. E con le Filippine loro hanno storicamente sempre avuto un rapporto molto stretto, tanto che Mashav, che è l'Agenzia internazionale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri israeliano, attribuisce alle Filippine lo status di nazione prioritaria, che è il più alto, motivo per cui tra di loro vi è molta cooperazione. Ad esempio Israele li manda spesso alle Filippine aiuti alimentari, donazioni di sangue, medici professionisti quando nelle Filippine si verificano delle catastrofi naturali. Poi nelle Filippine loro capiscono meglio degli europei la situazione di Israele, perché loro da un lato temono l'espansionismo cinese nell'Oceano Pacifico, tanto che proprio in tempi recenti l'azienda israeliana Elbit Systems ha venduto loro aerei da pattugliamento. In più loro nelle Filippine, le Filippine non sono tutte uguali come di religione, perché è vero che è il principale paese a maggioranza cattolica in Asia, a parte Timor-Est, però c'è anche una consistente minoranza musulmana che vive a sud nell'isola di Mindanao, e lì a Mindanao da tanti anni le forze armate filippine devono combattere contro movimenti jihadisti, e alcuni di questi, come il gruppo Maute, sono persino legati all'ISIS, e quindi da un lato le minacce esterne, da un lato le minacce interne legate al terrorismo jihadista fanno sì che le Filippine capiscano meglio di tanti occidentali la situazione in cui si trova Israele. Poi le relazioni sono molto forti a livello bipartisan, tanto che sia l'attuale presidente Marcos Junior, che è il figlio del vecchio dittatore, sia il capo del principale partito di opposizione, l'ex presidente Duterte, che invece il suo partito è l'erede della vecchia resistenza antiregime, sono entrambi, cioè l'erede del vecchio regime e l'erede della resistenza antiregime sono entrambi uniti nel sostenere Israele, per dare l'idea. Poi non che non ci siano manifestazioni filo-palestinesi nelle Filippine, ci sono, però sono poca cosa rispetto a quello che si vede in Europa, negli Stati Uniti o anche in altri paesi musulmani del sud-est asiatico come la Malaysia o l'Indonesia. Tra l'altro hai parlato appunto di Mindanao, dove sono concentrati gli islamici, no? Sono 6-7% mi sembra la popolazione totale, e leggevo che anche lì ci sono state delle manifestazioni diciamo pro-PAL, però nell'articolo dove tu hai intervistato questo giornalista si dice che comunque non sono state né cruente né così crudeli, offensive come quelle che abbiamo visto invece nelle piazze occidentali. Lo hai anche già detto, mi sembra, e questo mi ha colpito, il fatto che l'avevi detto all'inizio quando parlavamo della manifestazione di domani, il fatto che in certe piazze occidentali si sia più antisemiti che in certi ambienti islamici. Questo è quello che è successo a Mindanao, e anche questa è una fotografia più o meno piccola, grande di questo che sembra un paradosso. Beh sì, anche questo giornalista che ho intervistato per Mosaico, Andrew Masigan, lui ha testimoniato che i filo-palestinesi e gli anti-israeliani nelle Filippine ci sono, ma sono molto meno influenti che in Occidente, tanto che lui mi spiegava che lui sin dal 7 ottobre per il quotidiano filippino The Philippine Star, che è un quotidiano in inglese di centrosinistra,
lui scrive costantemente articoli a favore di Israele, a favore della lotta di Israele contro le autocrazie e il terrorismo, e lui mi spiegava che su una centinaia di mail e risposte e commenti che riceveva da parte dei lettori per i suoi articoli pro-Israele, diceva che solo il 4 o 5% dei commenti che riceveva erano filo-palestinesi, mentre tutti gli altri erano generalmente filo-israeliani. E poi questa collaborazione anche sul piano militare tra Israele e le Filippine si è molto estesa ultimamente, tanto che Israele già nel 2020 Israele aveva aperto un proprio ufficio per gli scambi militari a Manila, e in più, oltre ad avere l'ambasciata vera e propria a Manila, ha anche aperto ultimamente 2 consolati nelle regioni di Visayas, che sono delle isole nel centro del paese, e anche a Mindanao. E in più, oltre agli aerei da pattugliamento che la Elbit Systems israeliana ha venduto alla Forza Aerea delle Filippine, c'è anche il fatto che le Israel Shipyards Industries, un'altra azienda militare israeliana, hanno recentemente venduto alla Marina Militare Filippina 2 navi da pattugliamento dotate di lanciamissili. Quindi le relazioni tra i 2 paesi nel settore militare, ma anche in altri settori, tu hai giustamente citato anche il settore alimentare, il settore dell'agricoltura, sono molto forti, tanto che Masigan mi spiegava che ogni anno il governo filippino manda tra i 300 e i 400 dei loro cittadini in Israele affinché studino le innovazioni nell'agricoltura israeliane per poi importarle anche nelle Filippine e far sì che si creino anche delle joint venture tra aziende filippine e aziende israeliane nel settore agricolo. C'è anche un aspetto, abbiamo ancora giusto un minuto, che ho trascurato, ma che è molto importante, riportato sempre nel tuo articolo. In Israele lavorano 30.000 filippini, e anche questo credo rafforzi molto il legame, e tant'è che se adesso si sta cercando di sviluppare anche, sono riaperte le trattative affinché le Philippine Airlines possano compiere voli diretti verso Tel Aviv e verso Gerusalemme. Sì, in Israele risiedono circa 30.000 lavoratori filippini che lavorano soprattutto o come badanti per gli anziani, oppure di recente, come ha riportato a novembre dell'anno scorso il Jerusalem Post, sono stati anche inclusi anche nel settore alberghiero. E purtroppo il 7 ottobre tra le vittime di Hamas c'erano anche dei filippini, 4 filippini furono uccisi, altri 2 furono rapiti e poi liberati a novembre. Io ho riportato ad esempio questa storia molto triste e anche una storia di coraggio, che questa Angelina Ghire, che era una badante filippina di 32 anni, che anziché fuggire quando avrebbe potuto farlo, molto coraggiosa, è rimasta fino alla fine al fianco di Mira Ronen, che era una donna anziana israeliana della quale si prendeva cura nel kibbutz Kfar Aza, e con la quale ha tentato senza successo di nascondersi nella stanza blindata della loro casa prima che venissero entrambe uccise dai terroristi. Questa cosa qui mi ha colpito talmente tanto che quando il 9 agosto di quest'anno l'ambasciata israeliana nelle Filippine, ha celebrato il 67° anniversario delle relazioni tra i 2 paesi, l'ha fatto anche piantando degli alberi nel cortile della San Francisco High School di Quezon City, e 4 di questi alberi erano ciascuno dedicato a una delle 4 vittime filippine del 7 ottobre.
Nathan, siamo alla conclusione. Allora, io intanto ti ringrazio, grazie ancora a Nathan Greppi e a risentirci più presto. Ciao, grazie mille a te, a presto. Dopo anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, sono arrivato alla conclusione che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c'è la democrazia, la dittatura e basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura in Italia c'è stata e chi l'ha vista sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Io da quando mi ricordo sono sempre stato democratico, non per scelta, per nascita. Come uno che appena nasce è cattolico apostolico romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire, ma anche romano. Comunque diciamo, come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario c'è scritto che democrazia è parola che deriva dal greco e significa potere al popolo. L'espressione è poetica e suggestiva. Ma in che senso potere al popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto. È nata così la famosa democrazia rappresentativa e dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi un partito che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per 5 anni e che se lo incontri ti dice giustamente: lei non sa chi sono io. Questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo, ci sono delle forme ancora più partecipative. Il referendum, per esempio, è una pratica di democrazia diretta, non tanto pratica, attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve decidere sulla variante di valico Barberino-Ronco-Bilaccio, ha effettivamente qualche difficoltà, anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire solo sì se vuol dire no e no se vuol dire sì. In ogni caso ha il 50% di probabilità di azzeccata. Ma il referendum ha più che altro un valore folcloristico, simbolico, perché dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati, tutto resta come prima e chi se ne frega. Un'altra caratteristica fondamentale della democrazia è che si basa sul gioco delle maggioranze e delle minoranze. Se dalle urne viene fuori il 51, vinci, se viene fuori il 49, perdi. Dipende tutto dai numeri, come al gioco dell'otto, con la differenza che al gioco dell'otto il popolo qualche volta vince. In democrazia? Mai. E se viene fuori il 50 e il 50, ecco, questa è una caratteristica della nostra democrazia. È cominciato tutto nel 1948. Se si fanno bene i conti, tra la destra, DC, liberali, monarchici, missini, eccetera, eccetera, e la sinistra, comunisti, socialisti, socialdemocratici, eccetera, eccetera, viene fuori un bel pareggio. Poi da allora è sempre stato così, per anni.
adesso che c'entra, adesso è tutto diverso, è chiaro. È successo un mezzo terremoto, le formazioni politiche hanno nomi e leader diversi. Adesso non c'è più il 50% a destra e il 50% a sinistra, c'è il 50% al centro-destra e il 50% al centro-sinistra. Oppure il 50, talmente poco che basta che a uno gli venga la diarrea che cade il governo. Non c'è niente da fare. Sembra proprio che gli italiani non vogliano essere governati. Non si fidano. Hanno paura che se vincono troppo quelli di là, viene fuori una dittatura di sinistra. Se vincono troppo quegli altri, viene fuori una dittatura di destra. La dittatura di centro, invece, quella gli va bene. Auguri, auguri. Entriamo, avremmo dovuto rientrare con parola di scrittore, la rubrica che va in onda sempre tradizionalmente ormai al venerdì alle 11.35 all'interno appunto di Oltre la pagina di Radio Libertà, una rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini. Oggi avremmo dovuto avere Gino Marchitelli, ci sono dei problemi di collegamento. Gino Marchitelli, che avevamo avuto quest'anno, qualche mese fa, che ha pubblicato un romanzo che è uscito, pensate, oggi è il 4, è uscito ieri. Quindi ancora non ci sono, no, c'è una recensione anche di un giornalista importante che scrive per Micromega e per Repubblica, che ha appunto recensito questo noir che vede l'ottava uscita del commissario Matteo Lorenzi. È ambientato a Milano, questo come tutti gli altri romanzi. Vi leggo quello che ha scritto un critico autorevole come Mario Pucciarelli. È un noir che trasuda vita, cronaca politica, un mondo alla rovescia dove i lupi si travestono da agnelli e le vittime passano per carnefici. Chimera, l'animale che terrorizza la popolazione, non è invincibile. Il mondo si può cambiare. Il romanzo di Gino Marchitelli si intitola Lo sguardo della chimera, un'indagine del commissario Lorenzi. Meraviglia editore, collana nero-giallo, 18 euro,
256 le pagine, lo trovate sia nelle librerie che online da ieri. E vediamo se riusciamo a metterci in collegamento per parlare di questo romanzo. È l'ottavo appuntamento, dicevo, quindi significa che Matteo Lorenzi è un commissario, è un personaggio che ha fidelizzato i lettori, perché altrimenti le case editrici non sono enti di beneficenza, non ti pubblicano se se non ci sono clienti, cioè lettori, e quindi è un personaggio che è particolarmente azzeccato, no? Non ce ne sono poi tanti che arrivano addirittura all'ottava, e non sarà neanche l'ottava, non sarà sicuramente l'ultima. E intanto vi ricordo, perché chi non ha il libro nel cassetto, adesso non so se in tempi di social eccetera, ai miei tempi tutti avevano un libro nel cassetto, se lo avete potete rivolgervi, perché si mette a vostra disposizione Patrizia Gallini, quindi potete inviare i vostri manoscritti o per via postale ad Ardèche Comunicazione, che è scritto Ardèche con la CK, Ardèche per la francese, Ardèche Comunicazione, via Andrea Verga, numero 4, il CAP è 20144 Milano. O se lo avete in PDF potete spedirlo anche via email, molto semplice, molto facile. Press con 2 S e 2 in numero, tutto attaccato. Poi chiocciola Ardèche Comunicazione, Ardèche Comunicazione tutto attaccato.com. Quindi diciamo un po' Patrizia Gallini è agente letterario e talent scout, diciamo è una figura che ormai si muove da molti anni nell'ambito letterario. Chi lo sa, magari che qualcuno di voi non sia destinato magari a essere intervistato all'interno di Parola di Scrittore. Magari, chissà, sarebbe bello. Anzi, ve lo dico subito, se vi succedesse, se vi accadesse, ci terrei, mi farebbe particolarmente piacere, è facile anche immaginare, no? Sarebbe una bella, per carità, una soddisfazione inutile, ma la bellezza delle cose inutili è unica, e quindi perché non posso dire merito mio, però magari se qualcuno tramite questa, chiamiamolo, non è un annuncio, questa comunicazione, magari aveva il libro, lo ha inviato, poi Patrizia ha detto questo merita di essere segnalato, poi viene pubblicato, sarebbe bello. Io ero un ascoltatore di Radio Libertà, avevo scritto questo libro, grazie alla vostra segnalazione l'ho spedito a Patrizia Gallini, e poi lei mi ha contattato, mi ha messo in contatto con la casa editrice mi ha pubblicato il libro è andato bene ed eccomi qua. Fantastico! Sembra un po' una fiaba, ma invece non è fantastico, non funziona, non va, non riusciamo a metterci in connessione con Gino Marchitelli, peccato. Allora, io vi leggo, è tratto dalla sinossi del libro, la presentazione che come tutti i giorni preparo per ogni intervista e pubblico sul profilo Facebook della radio, quindi chi ha bontà di seguire vuole magari pubblico, diciamo, un'ora un po' anomala, pubblico 11 mezzanotte, poi 4, 5, 6 di notte, però sempre prima, quindi se qualcuno vuole andare a vedere, o se qualcuno poi, perché io ragiono ancora in termini arcaici, ci sono i podcast eccetera, quindi se qualcuno è interessato a seguire eccetera, si scarichi agevolmente il podcast o il link, perché se lo scarichi sono 100 mega, magari a un certo peso, ma se vai sul sito radiolibertà.net li puoi scaricare, o ripeto, vai sul podcast e potete ascoltare quello che vi interessa. Ripeto, se volete sapere prima
di entrare sul podcast e volete orientarvi, andate sul profilo Facebook di Radio Libertà e lì scorrete la pagina e trovate le presentazioni intervista per intervista, quindi l'introduzione, la spiegazione e di ciò posso dirlo, sono piuttosto esaurienti. Diciamo ci sono le anticipazioni di quello che poi si troverà nell'intervista prima che io faccia l'intervista, perché chiaramente non è che si viene qua a dare aria ai denti, si viene con anche professionalmente, bene o male, anche se il secondo antico mestiere, il secondo più antico mestiere del mondo, questo è un mestiere, quindi lo devi svolgere con una certa professionalità, quindi ti devi preparare, ti devi documentare e di conseguenza metti nella presentazione i contenuti, anticipi i contenuti che poi si troveranno, che poi verranno sviscerati, verranno approfonditi dall'ospite. Allora, vediamo, stiamo facendo diventare matto Lorenzo. Dicevo, l'intreccio tra business, politica, malavita organizzata si svolge sullo sfondo dell'Interland milanese, insanguinato da una serie di delitti che sembra interminabile. Allora, intanto grazie Lorenzo. Dalle mie parti si direbbe tengo fatto scombattere, sa, mi dispiace. Allora, purtroppo facciamo, insomma, speriamo che non sia nulla di preoccupante. Ha avuto un contrattempo e in questo momento era dal medico Gino Marchitelli, quindi magari recupereremo la prossima settimana e quindi sì, sì, sì. Sì, e naturalmente appunto grazie a Lorenzo e grazie a Patrizia Gallini che è stata contattata da Lorenzo e che si è diciamo si è mossa proprio per darci questo aggiornamento. Grazie anche per questo Patrizia. D'altronde, scusate, se io metto parola di scrittore e poi parentesi con l'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini ci sarà motivo. Questa trasmissione è praticamente io ci metto la voce, ci metto appunto la documentazione, lei ci mette tutto il resto, cioè il materiale lo mette tutto lei e quindi grazie davvero, speriamo. Auguri a Gino che me lo ricordo bene, è stato un'intervista molto molto piacevole, molto gradevole con lui. Allora sì, stavo leggendo l'ottavo appuntamento con Matteo Lorenzi in un noir che Mario Pucciarelli, ve l'ho detto prima, ha definito un noir che trasuda vita, cronaca politica, mondo alla rovescia e poi tra l'altro un noir è un genere letterario che sta andando davvero forte con le vendite, sta incontrando il pubblico perché tu attraverso il noir lo insegna l'ispettore Marlowe, puoi mettere sulle pagine tanti generi e quindi vai a guarda, mi azzardo. Se ci sono esperti letterari tra di voi, vi invito a darmi sulla voce, c'è anche il WhatsApp, scrivete. Sapete che il nome della rosa a modo suo era un noir? Perché il noir mette insieme generi diversi. C'è la trama gialla di solito, che è quella che, diciamo destinata è la parte avvincente che attira, che fidelizza il lettore. Ma poi ci sono tanti piani, tanti livelli, c'è l'introspezione, c'è la cronaca, c'è la sociologia, c'è l'analisi anche politica del perché il noir entra nella realtà. Tant'è che Gino Marchitelli, che è milanese, adesso non mi ricordo più, però proprio è qui che si muove a Milano, tant'è che la fidanzata di Matteo Lorenzi, Cristina, è una giornalista di Radio Popolare che è di sinistra, qui a Milano ha una sua dimensione forte e lo svolgimento della trama è ambientato nell'Interland milanese, cioè c'è anche
non so se il realismo, non il verismo, il realismo, cioè la rappresentazione di luoghi reali, no? La descrizione di ambienti, per cui se tu sei, ed è facile a Milano, perché Milano ha 1.600.000 100.000 abitanti, e poi si arriva a 2 milioni, 2 milioni e mezzo con le persone che entrano ed escono da Milano tutti i giorni. Quindi è anche facile trovare persone che conoscono magari certi ambienti. Tu indichi la via, indichi il quartiere e tante persone: "Ah, l'ho visto, ah, ci sono stato". È una cosa, se volete, superficiale, ma è un riflesso automatico, quasi condizionato. "Ah, ho visto, ah", anche quante volte, no: "Ah, ho visto il documentario, ho visto in televisione". Mi ricordo tempo fa, segnalai a Vincenzo un documentario, credo fosse, insomma era su Rai 2, alle 2 del pomeriggio, su Bagnara Calabra. E allora, perché naturalmente vedere rappresentato in termini narrativi, letterari, documentaristici, ambienti che ci sono familiari, crea un rapporto, diciamo, differente, no, perché cosa succede? Che tu, che sei sempre dentro quel quadro, quando lo vedi rappresentato in un libro o in un film, o in un telefilm, un documentario, esci dal quadro e diventi spettatore di quello che vivi tutti i giorni. Quindi è una dimensione che diventa di profondità. E questo è uno dei motivi, tant'è che, per esempio, allora qui non è il caso di Meraviglia Editore, ma Fratelli Frilli dà proprio, ne abbiamo parlato tante volte, dà come indicazione ai suoi autori l'ambientazione, una precisa ambientazione. Quindi quante volte addirittura, diciamo, abbiamo anche, non necessariamente le grandi città, non abbiamo incontrato solo le grandi città in questo percorso che stiamo facendo ormai da 3 anni credo, con Parola di scrittore. Certo, Milano, Genova forse sono le 2 città che più ritornano, ma abbiamo trovato la Valsesia, Vercelli, poi naturalmente, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, ma anche città più di provincia, che comunque riflettono questo tipo di esigenza narrativa, di disposizione narrativa che Fratelli Frilli chiede ai suoi scrittori, come ho appena detto. Questo serve anche a chi magari non conosce quei luoghi, ma nel momento in cui vengono rappresentati con realismo, come se fosse quasi un Google Maps, tu capisci che quei luoghi sono reali. Certo, ci sono gli scrittori incredibili che ti convincono che certi ambienti completamente immaginari siano reali, ma lì andiamo in un altro comparto, restiamo sulla terra. Il fatto che uno scrittore ti descriva la via, il quartiere, il negozio, eccetera, anche se non sei di quella città, anche se in quella città non ci sei mai stato, ti rendi conto, percepisci il realismo di quella rappresentazione, e questo ti permette di entrare nelle pagine di quel libro. Non eri dentro il film, però comunque puoi entrarci grazie a questo tipo di realismo. Allora, niente, a questo punto non c'è niente da aggiungere, non c'è null'altro da aggiungere, quindi stiamo andando verso la conclusione delle trasmissioni e andiamo ad aggiornarci. Tra poco no, scusate, che giorno è? Andiamo ad aggiornarci sul l'ANSA, chiusa l'inchiesta su perché questa risata è un po' avvoltoiesca, un po' sciacalla, però chiusa l'inchiesta su Chiara Ferragni, l'accusa è truffa aggravata. Eccolo qua. Mettimi in condivisione, Lorenzo, perché facciamo vedere, eccola qua. Truffa aggravata per l'ex signora Fedez, i Ferragnez. Poi abbiamo tecnico investito da un treno, stop alla circolazione ai ritardi. Nasrallah sepolto in luogo segreto, Khamenei, le nazioni musulmane hanno un nemico comune,
i 178 italiani in fuga da Beirut. Molta paura, ma ora felici di essere qui. L'Autostrada del Sole compie 60 anni, simbolo dell'Italia del boom. Grazie a schiavi clandestini ha scoperto una rara chiesa medievale a Napoli. Sequestro di reperti già trafugati per imprenditore tombarolo. D'altronde l'Italia è questa. Mi ricordo che nella zona nell'area maremmana mi raccontavano di tombaroli, perché basta scavare e trovi reperti archeologici preziosissimi. Credo che forse da questo punto di vista l'Italia sia unica, soprattutto nell'area centro-meridionale. Si vocifera addirittura che ci sia un tunnel sotterraneo che da Roma sbuca nella Maremma, ma qui siamo in epoca romana. Sarebbe stato per garantire la fuga degli imperatori. È un'ipotesi un po' da fantasy, però c'è qualcuno che pensa che dietro l'ipotesi fantasy ci possa essere anche invece l'aspetto degli aspetti fondati. Ecco qua, lo riprende anche il Corriere.it, il caso Pandoro, chiuse le indagini su Ferragni, è accusata di truffa aggravata. I PM per l'influencer e ingiusto profitto di 2,2 milioni. Che poi pensavo anche è stato coinvolto nell'indagine sugli hooligan, no, sugli ultras, anche l'ex marito di Chiara Ferragni, Fedez, no, ne parlavamo con Fabio Amendolara l'altro giorno. Queste organizzazioni a delinquere che lucrano i soldi sul tifo calcistico, e molti di quelli milanisti, boss milanisti, sono amiconi, hanno rapporti stretti con come si chiama? Fedez, comunque adesso non mi ricordo più il nome vero, non è che mi interessa. E alla fine stavo pensando, cioè, soldi, ancora soldi. Poi la domanda che ci facevamo quando eravamo giovani noi, Lorenzo, era: ma poi questi soldi te li porti sulla tomba? Che te ne fai? Cioè, ci sono capitali che magari costano fatica, capitali astratti, che quelli però resteranno sempre con te. Per esempio la conoscenza, quella roba brutta lì che si chiama cultura, in realtà cultura vuol dire conoscenza, perché se la chiamiamo cultura siamo fuorvianti. La conoscenza è un bagaglio che ti accompagna sempre, la curiosità di conoscere ti accompagnerà sempre, e quando muori sulla tomba i soldi non so se riesci a portarteli, è difficile. Mentre quando muori con un bagaglio di conoscenza e di esperienza, probabilmente nel momento in cui te ne vai riesci anche a elaborare una exit strategy migliore, perché pensa essere legati alla materia. Quando muori in quell'istante in cui muori, un istante che si cristallizza, per come la vedo io, vai nella disperazione, perché perdi la ricchezza, perdi di questo, perdi quello, perdi quell'altro. Se invece muori accompagnato dalla tua conoscenza, dalla tua cultura, ma questa è una mia illusione, non so se sia così, probabilmente scivoli, perché la conoscenza, la cultura, la tua non serve cultura, è fuorviante. Quello che tu hai accompagnato nella tua esistenza dentro di te, hai introiettato, chiedo scusa, non è una parolaccia, comunque, come conoscenza, come ragionamento, come riflessione, ti accompagna nel momento in cui scivoli via, e questo forse ti permette di uscire con più serenità. Poi ci sono anche i sentimenti, io non ho l'esperienza, però 11:59, però adesso si entra in argomenti un po' tristi e malinconici, però si sa che ci sono genitori che nel momento dell'addio
se ne vanno, se commiatano da questa terra in modo sereno, perché magari hanno visto i loro figli sistemati, hanno visto eccetera, quindi per loro è un contributo di serenità, perché quello che loro hanno dato materialmente ma anche spiritualmente ai propri figli li accompagna con uno spirito di la parola soddisfazione non è quella giusta, ma sicuramente di equilibrio, di pace, e quindi permette di non morire disperati. Oscar Wilde, c'è una letteratura sulle frasi proclamate, pronunciate dai grandi scrittori prima di morire. Oscar Wilde pare che al momento di esalare il mortal sospiro, per dirla con Manzoni, disse, era in una camera d'albergo, credo, e guardando una tenda che lui giudicava orrenda, disse: o se ne va lei o me ne vado io. Sipario, arriva che giorno è tra pochi minuti.